Questo programma è offerto da E senteva quando era figliolo, lo chiamavano amore. Che lo fuoco che ti nasce in vita che mai se ne muore. E compagni parlavano zitti, sta cosa scurnosa. Che una femmina fa solamente un momento che sposa. Ma pure si sposa non sono stata mai. Sacce come vuole lo sangue e il cuore sbatte forte assai. Quando fuoco una passione chiama te. Quando si tende un'orecchia tutto sente mormorio. Non ti scordare, non ti scordare perché sta vita se ne fa. Non ti scordare mai e te. Non ti scordare, non ti scordare perché io sono che campa fa. Non ti scordare te mai. Tu dici no. Tu non ti scordare, no, non ti scordare, no, mai. Non ti scordare, tu non ti scordare, no, non ti scordare, e te, mai. Ricomincia Vulcanici Pod Club, oggi con noi Raiz, Franco Ricciardi, davanti a me Daniele Ippolito. Presidente, posso come da tradizione lanciare, permettimi di dire, la sigla? Poi dopo mi spieghi, presidente di che? Presidente di questa va bene. grande stanza e situazione. Vado? Vai. Ho il permesso. Sigla. Vabbè, non poteva esserci inizio migliore, un inizio col botto, voglio dire, due super big che metterli insieme non è stato facile, ma non per l'incompatibilità, per gli impegni reciproci di entrambi. Però è stato bello, dai, insomma. È però quando un'occasione per incontrarci. Buonasera a tutti, la prima cosa. Però quando l'uno ha sentito che magari volevo fare questa cosa con l'altro, subito c'è stata adesione. E quindi va bene così. Allora, io volevo fare una domanda e inizio con Franco. Mi dica. Una volta mi dicesti, Raiz è uno che quando io, voglio dire, parlo con lui per la scrittura di una canzone, lui riesce a mettere su carta quelli che sono i miei pensieri, sì. Nella maniera in cui io desidero che questa cosa avvenga. Sì, perché io l'ho detto sempre, insomma, è difficile quando tu fai una melodia, perché già io sono del parere che quando metti su una melodia già la scena già l'hai vista. È come tu quando leggi un libro, no? Quando leggi un libro tu ti fai tutti i personaggi, difficilmente quando poi questo libro diventa film, tutti i tuoi personaggi che ti sei creato coincidono. E invece con Rino mi è capitato sempre così, quello che noi vedavamo lui arriva proprio così, insomma, quello che abbiamo visto lui lo vede anche lui, insomma, abbiamo la stessa visione, quella è la cosa bella. Di contro invece devo dire quella che è stato poi la cosa che disse Rino una volta
parlando di quando scrive le canzoni per te, dissi: io quando scrivo una canzone per Franco per me è un godimento, perché poi vedo che questa canzone entra, la sento dappertutto, si sente per tutta Napoli, entra nelle case di chiunque, e per me è una soddisfazione enorme. Ti ricordi quando mi hai detto Sì, perché io comunque vengo da ho un background, no, con una band sicuramente storica, ma più, come dire, più selettiva, sì, più nella nicchia, capito? O comunque io sono di quella band, io sono l'elemento, probabilmente sono sempre stato l'elemento più pop. Cioè, io ho sempre scritto canzoni, però in qualche modo, da una parte ho amato molto, no, stare in questa band, amo fare le cose con gli Alma Megretta e tutto il resto, però c'era sempre quella frustrazione del cantante, no, di dire vabbè, però queste canzoni potrebbero anche raggiungere, magari in una forma diversa, allora con un pubblico più largo, ma giusto per la soddisfazione, perché noi comunque, per il nostro mestiere fondamentalmente è solo una questione di essere amati, cioè i soldi, cioè è tutto abbastanza in secondo piano. È il pubblico che deve decidere. E quindi quando tu ti senti amato dal tuo pubblico, sei soddisfatto. Vedere, io quando ho partecipato per esempio a qualche concerto con Franco, sentire le mie canzoni cantate da una piazza, in provincia anche pure, no, nemmeno nel cuore della metropoli, dove, anche se devo dire che anche lo zoccolo duro degli Alma Megretta è più nella provincia che nella città, questo è proprio una ricerca di marketing che abbiamo fatto, ma comunque vedere una piazza che si muove con al suono delle parole che hai scritto tu è una grande soddisfazione. Riguardo quello che diceva Franco, il fatto dei personaggi, lui mi consegna a volte delle melodie, no? Chiaramente cantate, e io so il fatto, riempio. Però in definitiva sta tutto già lì, lui è come se mi inconsciamente mi facesse già una fotografia, io la devo soltanto aprire e svelare. Uno, perché abbiamo un'educazione in qualche modo alla musica simile, noi siamo abituati, probabilmente abbiamo lo stesso background, no, culturale napoletano, in più passato per una musica più moderna, tra virgolette, quindi più ritmica, in cui tutti gli spazi vanno riempiti in quel modo là, non c'è un altro modo. Uno potrebbe pure allargarsi, che qualche volta gli ho proposto delle cose, lui mi diceva sì, ok, va bene, ma non è proprio quello. Nel senso che lui voleva, magari io mi allargavo su una parola e cambiavo un pochettino la melodia, ma roba di poco, però lui voleva proprio quello. No, lui su questo le idee chiare le sì. E quindi poi abbiamo fatto, no, un'operazione di, come si dice in inglese, fine tuning, cioè messa a punto, e poi le cose funzionano, insomma. Il peliamento. Io volevo porre una questione, perché voi avete entrambi una particolarità come artisti, cioè voi avete sia una discografia che una filmografia. Tutti e due, e questa è una cosa rarissima in realtà. Quanto recitate quando cantate e quanto cantate quando recitate? Uno alla volta. Vado prima io sì, vai. Non cambia molto. Cioè io probabilmente ho cominciato a fare l'attore perché facevo già l'attore quando facevo il cantante, nel senso che Rais pure è un personaggio, chi mi conosce conosce il mio lato più, o il mio lato più popolare o il mio lato più Gennaro Orino. Sì, diamante, no, più della cultura, però fondamentalmente ho messo in scena un personaggio, cioè non sono Rais, cioè Rais è un personaggio che io metto in scena, in cui doveva questa fisicità che poi è la mia, però non è, io sto così, invece Rais è più così, più espanso, sì. più buffone, più parla per esempio esclusivamente in napoletano, pur magari si sforza, no, io gli metto in bocca certe parole, dico vabbè, dice questo, dice quello, e fallo tu, e io lo faccio fare a lui, è una specie di come dire, sdoppiamento della personalità che è classico dell'attore. Sì. Io mettevo in scena questo personaggio e ne avevo evidentemente l'esigenza, perché mi sentivo forse più attore che cantante, non lo so. Fatto sta che da quando ho cominciato a lavorare più intensamente col cinema, quel personaggio sta un pochettino più dietro. Cioè io quando faccio i concerti, l'ho visto nell'ultimo tour di Alma Megretta, e sono molto più, mi muovo poco, canto, però non ho più quell'esigenza, no, di quella maschera. Ma forse è anche un po' la maturità, no? Sì, ma forse pure perché l'ho già soddisfatta in altri ambiti, quindi ho detto vabbè,
insomma, Chiaro. sei più tranquillo, puoi rinunciare a questa cosa. Sì, la stessa cosa, insomma, mi trovo in perfetta sintonia con lui per quanto riguarda che ti diventa più facile perché già quando tu quando canti, già lì stai recitando, se vuoi, sei abbastanza vantaggiato per quanto riguarda se facevi un'altra cosa. Però ti dirò, insomma, io ho avuto l'esperienza poche volte, ho fatto 2 volte film per quanto riguarda come attore, sia in Amore e Malavita insieme a lui e Songhi Napoli, che non c'è. Io ho avuto pure un coach e mi ha insegnato poche cose, mi ha dato più che altro delle dritte. Niente, io in primis ai Manetti gli dissi: guarda, insomma, perché non avevo mai recitato, e loro dissero: guarda, per noi già sei attore, perché abbiamo visto un video che era Woman, che esatto, e lì loro si sono innamorati di questo personaggio. No, non ho trovato tanta difficoltà, e poi io mi sono sempre chiesto una cosa: ma come si fa a interrompere un'emozione? Io dicevo sempre: come si fa che all'improvviso, mentre tu stai facendo una parte, poi ti viene per il cinema, e ti fa il ciak per il cinema. E grazie a Manetti ho scoperto che ogni ciak è una canzone, perché la canzone c'è un inizio e una fine, e invece nei ciak, per quanto riguarda il cinema, è come se fosse ogni ciak è una canzone, c'è un inizio e una fine, ti dà è molto bello, insomma, si somiglia tantissimo, insomma, non ho mai trovato difficoltà per quanto riguarda la recitazione, pur facendola poche volte. Ma è quasi una tappa obbligata, sì, no? È un po' la velleità di tutti i cantanti o degli attori, che l'attore vuole cantare. Vediamo adesso l'ultimo Sanremo Santa Maria che ha partecipato a fare la serata delle cover, e il cantante che comunque vuole. Quanto è sottile la linea del passaggio No, a me non è stata, da questa velleità, io ti dico la verità, per me non è stata una mia richiesta, anzi mi è stato chiesto di questa cosa. E tu non ci avevi mai pensato prima? No, ti dico la verità, anzi ci avevo paura di affrontare sta roba del cinema, però entrando mi è piaciuto tantissimo, però ti ho detto, non era un mio pensiero, che poi nel cinema ho avuto tantissime partecipazioni, tra cui insomma 2 Davide di Donatello, Nastro d'Argento. È piaciuto. Io se ti dovessi dire la verità non ci avrei scommesso su di me attore, però molti hanno detto, insomma, che sta roba qua, insomma, so credibile, non quando il nostro Rino. No, ma io lo volevo fare, io però volevo farlo, cioè, la diversità è che, cioè, la cosa differente è che io volevo fare l'attore. Questo è il punto di partenza, e lui l'ha fatta con più, hai capito? E ti sei trovato a fuoco andante. Mi sono trovato a fuoco andante perché ero bravo, cioè che cantavo bene e volevo, sai, in effetti potevo fare tante cose, il teatro musicale, tutta questa roba qua, però mi piaceva comunque cantare. Cantavo bene, evidentemente recitavo peggio, ma comunque ho avuto meno occasioni di fare. Ho fatto tantissime cose tra teatro e cinema, film ne ho fatti tanti, però come facevo il cameo, facevo cose. Poi che è successo? La cosa è cominciata negli anni 90, quando tanti registi di video musicali in realtà facevano i video musicali perché era un ripiego, loro volevano fare i registi di video, di film. E ogni tanto mi capitava qualcuno che diceva, ad esempio Ago Panini, che è uno bravo, fa pubblicità, ha fatto un sacco di cose, e gli è capitato di fare 2 o 3 video, e poi mi ha chiamato, quando ha fatto il suo primo film, mi ha chiamato perché mi aveva notato. Le parti che mi affidavano non erano mai, erano parti che avrebbero potuto alla fine anche tagliare. Dice, vabbè, proviamo. Io andavo bene, era un bel cameo, proprio la decorazione. I primi ad affidarmi proprio una parte da coprotagonista sono stati proprio di nuovo i Manetti. I Manetti mi hanno fatto un provino veramente bizzarro, nel senso che mi hanno detto: va bene, noi pensiamo che sei tu questo personaggio, ora dimostralo.
Cioè che è tutto il contrario in genere quello che cerchi di fare tu. Cioè tu cerchi... Magari nella scrittura avevano pensato direttamente a te. No, però evidentemente l'immagine totale, cioè in complessiva mia, insomma, li convincevo, dicevo, vabbè, questo è lui è perfetto. Ora però dimostraci. Che è il contrario, no? Perché in genere tu cerchi di dimostrare al regista di essere quel personaggio. Loro invece volevano il contrario, cioè noi abbiamo pensato, ora dimostralo tu. Franco, invece adesso tu dimostraci il tuo vero, vuole dire, talento, no? Dimostraci quanto vali come cantante. ma dai. No, io ho scelto un pezzo che poi è stato scritto proprio da Rino, che poi Rino, ma guarda un po'. Ho scelto quasi tutti i pezzi, perché ho fatto un percorso per quanto riguarda il mondo musicale, veramente io credo che il Rino sia quella parte mancante ad un artista, che grazie a lui oggi mi sento completo. No, io mi diverto troppo, perché comunque sono sempre stato fan di Franco e chiaramente come fan mi piacerebbe scrivere qualcosa per lui. Che all'inizio sembrava un cortocircuito questa cosa, che lui lo scrivesse per l'altro, no? Poi alla fine poi è diventata una cosa che, come dice Franco adesso, è una cosa che va a colmare quel vuoto che magari lui si sente. Cosa ci fai sentire adesso? È stato quello che a me diventa un po' la mia bandiera artistica, Primavera. Primavera. Quindi sappiate, ai più magari che non lo sanno, questa canzone, il testo l'ha scritto il signor Gennaro Della Volpe in arte Rais. Canta Franco Ricciardi. Primavera si sente adore mare, dinte suona e chi non parte mai. Piglio sola, a coppa sesto piano, sto balcone, oggi mi pare sciare. Quando è festa, si sente rinda all'aria, si respira tutta la felicità. E chi aspetta per una settimana sana, sta giornata e si va a ricreare. Ma virano un poco cavara che fa scipazza e niente fa capire. Io ti ho incontrato 2 o 3 giorni fa e tu c'hai cagnata vita mia. A vita mia, 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 vita mia. Quando si parla di auto e affidabilità c'è solo un nome. Qui trovi professionalità, offerte vantaggiose e la certezza di avere sempre la soluzione giusta per te. Picano, la mia scelta, la tua strada. Cerchi un fornitore di energia con offerte imperdibili? Che ti dia la possibilità di acquistare i prodotti green senza mai rinunciare alla qualità? E con servizio cliente efficiente ed affidabile? Io quel fornitore l'ho trovato ed è Union Gas e Luce. E grazie all'app puoi gestire le tue utenze in totale autonomia, perché Union non ti lascia mai solo. Voglio. Mo stiamo un po' esagerando, eh?
sto picanino non fornisce mai. A puro solo possa essere una foglia. Ma tu stai là, tu rosa prete stella, caramella, Carmela. A chiagna sulla sinisciuna vera, la strilla sulla sinisciuna sente, ma non è acqua sangue fena, caramella, Carmela. Se l'amore è il contrario alla morte, e tu sai, si rimane soltanto speranza, e tu sai, non mi può far aspettare fino a dimani. A stregnimi le braccia per stasera, caramella, caramella. Ma è vero che Carmela è Napoli? Sì, a dire di Salvatore che ha scritto il testo, sì, cioè la ragazza è la fanciulla che appunto sta zitta malgrado le sofferenze, con grande dignità. Tu si rosa, prete Prete stella e strilla solo se nessuno sente. E quindi Che poesia. È e Napoli. chiagno solo se nessuno vede. Franco, ma quando tu senti queste canzoni, tu che sei nato, no, ascoltando le canzoni Sì. classiche, Che vuoi dire lui questo? no, già c'è capito a voglia a dire, a voglia di ma non ti è mai venuto un genio di fare un'operazione tipo come l'ha fatta Rino? Rino l'ha fatta dedicata solo a un cantautore, ma di sceglierti un repertorio di canzoni classiche e cantarle alla Franco Ricciardi? No, non è che non mi è venuto proprio. Apprezzo, mi piace tantissimo, le canto, le ricanto. Le però conosci? Perché poi so che le conosci. Tutte quante, io conosco tutto. Per quanto riguarda la musica napoletana, conosco quasi tutti. Quasi tutti i pezzi, amo gli anni 70, amo Pino Mauro, amo da Sergio Bruni, mi piace tantissimo Toni Bruni, Mauro Caputo, Mauro Caputo, ma quella tutti. generazione Mi piace il bello, insomma, quello che arriva e ti arriva addosso senza sapere, insomma, da dove viene, chi è, Mi ricordo che che canta la tua prima canzone che hai cantato è quella di quella di Mario Mario Merolo, Treno Rosolo. Treno Rosolo è stata il mio primo pezzo che ho cantato, e la cantata in Da Stanziliette, quella canzone, Da Stanziliette mamma, perché da sapere che là io sono nato sia come Franco Ricciardi che come Francesco Liccardo. Ok. Hai capito? Cioè proprio in quella stanza là. Da quella stanza, Sei perché nato Francesco Liccardo e poi dopo. e poi Franco Ricciardi, perché c'erano i 25 anni di matrimonio dei miei genitori e la festa facetta in Da Stanziliette, perché era a stanza più grossa che tenevo, ma al Wine Ulietto si permisero pure di mettere l'orchestra, tutto quanto. Io mi ricordo come se fosse ora, insomma, questa cosa qui. E anche nel lato sinistro della stanza, hai capito? E mamma dormiva sulla sinistra e lì ci stava l'orchestra che ho cantato. Sono nato come Francesco Riccardo e come Franco Ricciardi nella stessa stanza e lo stesso lato della stanza. Incredibile. Napoli, dal punto di vista culturale, secondo voi deve puntare più a Milano, più a New York, oppure Napoli deve restare a Napoli e chi capisce viene? No, io penso che è meglio restare a Napoli, cioè con la mentalità però cosmopolita. Comunque il napoletano comunque è cittadino del mondo, non è uno
uno che ha sempre girato per il fatto dell'emigrazione, quindi napoletani ce ne sono tanti, probabilmente addirittura a New York sentivo che era come persone, no, di discendenza napoletana o campana, sono di più quelli che stanno a New York che quelli che stanno a Napoli stessa. Napoli non è la prima città con più napoletani, Chiaro, ecco. sì. Quindi c'è questa tendenza qui a guardare al mondo. Insomma, noi abbiamo un po' insegnato, cioè Napoli è proprio uno stato mentale, culturale. Abbiamo molto da insegnare, credo. Però sai quello che penso è che non abbiamo la consapevolezza però di questa cosa. Questo sì. Lavorare su questo probabilmente sarebbe, cioè restare a Napoli con consapevolezza. Cioè sono più consapevoli le persone non napoletane di quella che è Napoli, la cultura napoletana, che noi stessi che siamo napoletani. Io pure sono super d'accordo con questa cosa di rimanere a Napoli, io sono un po' mammone della città. Vabbè, anche perché per dove ho scelto di vivere, voglio dire, chiunque avrebbe questa sensazione. Per raccontarla devi vivere la città, e questa è una città che ti insegna giorno per giorno nuove cose, che è in continua evoluzione la città, anzi se non stai attento 2 o 3 giorni già ti trovi dietro di parecchia roba, perché è una città devi che recuperare gli arretrati, esatto, corre troppo velocemente, sì. E solo se sei curioso e ami quello che fai riesci a stare con il passo. Franco, allora quest'altro pezzo che adesso ci fai ascoltare, com'è nato? Qual è la storia che c'è dietro questa canzone? Ma dietro, esempio, perché noi partiamo sempre che la parte musicale, però in questo caso è stato un pezzo che mi è stato dato, stranamente, insomma, non ci sono entrato come autore, come composizione del pezzo. Questo è un pezzo che è stato scritto e musicato da Enzo Rossi, la parte musicale anche da Ivan Granatino, ma con Enzo Rossi ho avuto un percorso bello lungo. Enzo Rossi abbiamo fatto un bel po' di cose e lui niente mi fece sentire, perché difficilmente, perché gran parte dei miei pezzi ci sto io, insomma. Invece questa qua l'ha ascoltata? Invece questa l'ho ascoltata e l'ho amata subito. E ce la fai ascoltare? Sì, come no, vai. Mi lasciato solo in questo mondo nero, in questa solitudine che a poco gira. Ti pensi a morire, l'occhio in scuro, perché sta amore faccio ancora capo e muro. Troppi ricordi ancora fanno male, sei stato in fame, amore, sei stato in fame. Te ne si chiude senza manca una parola, a rindo cielo tu mi cancellato solo. Un amore senza cuore, che ti volessi ancora. Tu ma ci dai un umore, sì, ti voglio bene ancora. O sai che ci creduto vero, che mi sa tanto male che sta storia non ferneva. Con te stavo sicuro, ma tu mi fai paura, perché se non ti scordi forse veramente male. Troppi ricordi ancora fanno male, sei stato in fame, amore, sei stato in fame. Te ne si chiude senza manca una parola, a rindo cielo tu mi cancellato solo. Tu, un amore senza cuore, che tu volessi ancora. Tu ma ci dai un umore, sì, ti voglio bene ancora.
Che densità che ha sto pezzo. Bella. Quanto è denso. Proprio denso. Sì, ti prende subito, mi prende. Un giorno subito. farò la cover io di questo. No, io proprio ogni volta che sento dico lo vorrei cantare. C'è un pezzo per esempio di Franco che avresti voluto cantare tu? E questo, ma anche Chiamalo. Chiamala, che bello. Chiamala. Si sente la voce. Ci sono dei pezzi che avresti voluto cantare un pezzo Io l'avrei cantato dalla mattina alla sera lui. Io lo amo, tutto quello che fa mi piace, anche se fa un errore, mi piace anche il suo errore. Io volevo fare una domanda proprio la sorella cugina che bello. di questa cosa, e cioè, come amici, un pezzo che dice: Franco, tu questa cosa non l'hai mai fatta, io te la vedrei benissimo addosso, e viceversa. Un pezzo da consigliare di fare all'altro. Ma un pezzo già esistente, dici? Già esistente, sì. Sono tante le cose che lui potrebbe fare bene. Lui per esempio è un grande artista rock and roll, non so con quanta consapevolezza, no? C'è un Elvis dentro di lui che non sa di avere. Tutto inconsapevole. Johnny Cash. Cash. Ogni volta perché c'ha questo è glamorous lui, cioè c'ha proprio questa cosa americana pure. Sì, mi sarebbe bello vedergli cantare un pezzo, che so, in inglese. Sì, con uno di quei suoi abiti che lui quando poi si deve vestire è sempre ricercato, fighettino. Invece per quanto mi riguarda su Rino, io vorrei ascoltarlo proprio sul mio pezzo, perché lo sento tutto quanto, insomma, Amore senza cuore, sentito vorrei emozionarmi quanto mi emoziono quando lo faccio, io credo che mi arriva. E un giorno magari che facciamo un concerto, esatto, quella sarebbe la cosa più bella. Cioè, comincia il pezzo di Ciaspri Franco quanti. Esatto, questa è bellissima questa cosa. Perché attacca la musica, la gente si pensa che poi lui fa esce Race dalle quinte. Scusa, posso fare? È bello pure come in questo momento ho visto la scena e diventa pure bella come scena, mentre tu stai iniziando, Amore senza cuore. Scusa, vado io. Bello. Allora, ragazzi, io questa giornata per me non possiamo dire la data perché stiamo registrando, però è una giornata, voglio dire, per me bellissima da ricordare, perché mettervi insieme, ma per i vostri impegni, è stata una cosa veramente gratificante, perché poi voglio dire. Ma è bello, dai, ogni tanto vederci e scambiare avere subito un po' un di sì idee. da due big così è sempre una cosa che dici, vabbè, forse stai facendo qualcosa di buono. Meriti, meritate più che altro. Grazie, tutti quanti i maestri, bravissimissimi, molto bravi. I maestri stanno lavorando bravi, questa ragazzi, giornata bello. Da qualche giorno. Quindi questa cosa non potrebbe finire nel modo migliore che ci onorate di una cosa insieme, che poi questa cosa la terremo solo noi a Vulcani. Domani ha un concerto di un concerto tuo, per carità, ci mancherebbe, però a livello di podcast penso che siamo i primi, speriamo che non dite no più, no, poi diciamo sempre no. Diciamo no. Cominciamo a dire qualche cosa. Una volta l'abbiamo fatto insieme, anni fa, quando è uscito il pezzo, io feci un concerto al San Nazzaro. E forse c'è pure una registrazione di questo, che cantiamo questo pezzo al San Nazzaro, quindi quella è una cosa che ci potremmo augurare di poterlo rifare, insomma. Ma hai voglia, ma come no? Speriamo quanto prima. Guarda che è stata una cosa tremenda, ti giuro, è stata quasi come se fosse incendiato una parte del. Ritornando al discorso di Napoli e dei napoletani, veramente mi sono sentito male, al di là. Poi io dovevo pure starci il 4 e 5 maggio lì, perché sto girando col teatro e finivo proprio questo tour in teatro proprio al San Nazzaro. Ti giuro, vedere quella scena, non tanto proprio il primo giorno, il secondo quando hanno fatto vedere che non c'era più la cupola. Esatto, lì perché lei non è rimasto più niente, un buco allo stoce. Io poi abito proprio là sopra, quindi mi sono svegliato con la puzza del teatro. Vero? Ma dai, insomma, incredibile. Speriamo, insomma, sicuramente rinasce. No, questo è una cosa che l'arte non la puoi bruciare, l'arte rinasce. I napoletani in questo dovrebbero essere uniti e compatti per fare in modo che sicuramente lo questo teatro rinasca quanto prima, più bello di prima, e a tornare a fare quello che ha sempre fatto. Ragazzi, allora io vi ringrazio, non posso fare altro che
che grazie, volevo ringraziare in anticipo Graziano Donadona alle tastiere, Claudio Sannino alla batteria, Federico Longa alla chitarra e alla rotazione musicale, Franco Ricciardi, Rais, Freschi, Daniele Ippolito, e ci Carmine vediamo. Salcino, quanti ne siamo? Quanti? Peppe Cirillo alla regia, Leonardo che Gianluca si fa i video. Russo alle camere e Leonardo Ippolito Junior Leonardo, che ci guarda. che ci guarda E si se la fa i ride. video. No, si fa i video. Si vede perché poi devi mandare agli amici, Sì. si deve atteggiare domani a scuola, giusto, si deve giusto. atteggiare. Le nuove generazioni, guarda. Il guai è se non ci fosse stato Leonardo a registrarsi delle cose, lì qualcosa non va. Invece quando vedi lui 15 No, lui anni, quando ha saputo che c'era detto Che- papà io non hai- vado a scuola. Tutto a posto. Quindi Vulcanici Pod Club, Franco Ricciardi, Raiz, alla prossima. Se scedo uno piano piano ma sotto a chi sto solo non si può più stare. La giornata è lunga non ci fa respirare, però piatto a tavola sa da portare. Yamma corrimma, pigliamma, lassamma, volamma, cantamma e crerimma suon. Noi siamo quella che con poca e niente facciamo miracoli e cresciamo figlia. Sì, come a me, basta una parola può capire, può sapere. Sì, come a me, ci guardami e capisci che tu capisci a me. Sì, come a me, fa come a me, ai sa capo non tiene niente a vedere. Sì, come a me, fa come a me, la vita piglia faccia tutte guarda. Sì, come a me, basta una parola può capire, può sapere. Sì, come a me, ci guardami e capisci che tu capisci a me. Questo programma è stato offerto da